Papà che anda a fare una cosa. Ma mancano 2 minuti di intervista per chiudere il servizio. Ok. Se io ti dico catabrasima, tu che cosa mi dici? C'hai ragione. Se io ti dico catabrasima, tu che mi dici? Vi sto riprendendo, eh? No, loro parlano di politica, no, loro stanno parlando di politica. Dottore, io a lei è una cosa importante. Se io le dico catabrasima, lei cosa mi dice? Catabrasima. Vossia, no? Quando si dice vossia, no? Ora non si usa più, io ogni tanto uso. Ma uvo sia, una signora si ci può dire? Ah, quindi non è solo pomasco. È mondiale. Quindi per la signora. Per la Sicilia è mondiale. Più che altro oggi si può dire anche Lei si conosce. Vabbè, a parte che no, io proprio volevo sapere specificamente se una signora si può dare. Se pensavo che era una cosa maschile. O se c'è una certa età, possibile. Vossia, quindi è una cosa vera per il femminile. Poi c'è cultura che sta scomparendo. Di educazione. Sì, sì. Per la Sicilia. Sì. Oggi c'è signor lei. Va bene, scompariamo. Voscenza mi ricordo vero. Coscienza Benedica, a del coropato diciamo picchi. Esatto, sì, così saccio. Lo chiamava come si. Va bene, grazie di nuovo. Ciao, ciao, ciao. Sai che era un salabario? No, che era? Era un cosa, un libro che noi diciamo sul sudario. E Sì. non un salabario. Charlotto. Sciallotto. Andiamo, ne stato dicendo, un casino di puntata ma facete fare. Un sciallotto, se non mi sbaglio, assaggiasse una cosa da mangiare. Un gelato. Ho capito. Aubergine, sai che aubergine? Un verzino assaggiasse una specie di come... Cartella. Ah, cartella. Esatto. Non capisco qua. Va bene. Ti do cosa da cartone. Va bene, grazie. Un verzino, sappiamo un'altra cosa per un sciallotto. Proprio gelato, a scurcino sciallotto. Ah, un sciallotto e a scurcina congelato o senza gelato? Congelato. Va bene. Per dire Asuera, che è Asuera? Ma lei mi sa te, lei è un casino di puntata mi fa fare così. Ma A io- su era no, non Ma usaccio. siccome, per dirti, almeno se non sbaglio, Asuera era un gelachetto. Tipo gelè, un Poi gelè. dipende che ognuno chiamava a modo suo. A su era. Asuera. A su era. Tale che non panda. Tale. Un specchietto. Tale è una sera. Minchia, ma sei brava. Tale è una Sei un sera. cervello. Sì. Ora non si vede c'è su, però sciavrei non una Sì, sera. dammi adesso sul specchietto. Certo. La tecnologia sta in avanti, dottor. Perché se io mi metto così, io ti fotto. Perché? Perché tu non sai che ti stai pigliando. Bene, signore e signori, siamo a Gela e ora andiamo a indagare sulla scoperta della sicilianità, delle parole siciliane, il loro significato, se ne hanno, derivazione, eccetera, eccetera. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato, con dei vocaboli sperimentali, i quali erano mirrichiato e citato tra l'altro in una poesia del grande maestro Sciandrello e Vasapacchio, che abbiamo scoperto che al nord è un complimento, ma al sud è come si dice un'offesa, perché è poco virile, abbiamo scoperto. Mu disse l'architetto Gennuso. Bene, per oggi facciamo un'altra parola, che la parola è catabrasima. Bene, ora vediamo se la gente risponde. Buongiorno, scusi, posso chiedere una cosa? Stiamo facendo un programma per Antenna 7, non lo so se ho pigliato, e sto chiedendo sulle cose siciliane cosa significa catabrasima. Se cretino in generale. Minchialenda. Ah, minchialenda. Minchialenda dicendo alla siciliana. Alla siciliana. E da dove deriva lei, usape, alla volte? Isola da dire il libro che si do salabario. Do salabario. Quindi che fici chi dare. E qui su che ci vai? Catabrasima.
Faccene uno. Ah, perfetto. Capito come si chiama se siciliano? Dice che- Ah, camallere, chiddo famoso, No, non è gelise. siciliano. E come mai è catabrasa, ma sto signore? Catabrasa perché il lento è muscio. Ah, mush. Ah, catabrasa ma è unulento. Ha fatto un mare libero che si dove è tutto proprio roba siciliana. Ma però è gelise se lei sul riorda poi. E allora io ora mi faccio un non mi giro. ricordo come si chiama. E allora sono Vulmas, che io Guarda, umano dopo. siciliano. Scusate, posso. Stiamo chiedendo un programma per Antenna 7, va, televisione, non so qual è il numero, però se lo cercate. Alla volta maestro Vacca? No, io faremmo la scritta libera siciliana. Ma no, guarda, dopo dire a rito. Vabbè, Lui è molto preparato per siciliano. catabrasima. Che significa? Perché questo? Perché diciamo. Ma uno che è cretino e anima che non capisce niente. Ho capito. Almeno questo è il numero, la parola catabrasima in siciliano. Anche in italiano mi pare Che non capisce niente, quindi sciumunito. Sciumuni. Sciumunito. Perché da Banna erano sulle unulendo, No. Uno che catabrasima, anche quello. anche. Però è bere sciumunito. Però è sciumuni. Vabbè. Catabrasima è sciumuni. Perché non comprende tante cose come uno non è uno che si esprime bene. Va bene, grazissimo signore. Che significa catabrasima? È stupido. Stupido. Sciumunito, già mudissimo, poi. Ha fatto un mare di cose per di poesie siciliane. Ma non è che io manco sciangello alla volta per. E io poi scendevo stiamo parlando. Ah, e da dove deriva, sapete? Se è una parola greca, se è una parola gelisa, egiziana, Egiziana. Dialetto e vabbè, ma può essere che deriva perché Dell'Egitto viene catabrasa. se sta dicendo signore, sei sicuro? Se io leggo Io mi fido, leggi signore. di libera. Io mi fido da signore. Va bene, parola egiziana, grazie. Buongiorno, scusate, posso chiedere anche a voi che significa catabrasima? Di dove deriva? Siamo ignoranti qua. Ah, però un sito è catabrasima, no? Lei invece da catabrasima che sa? Che è un inutile. Un inutile. Catabrasa mi sembra che è un inutile. Un inutile. E per caso sa da dove deriva, se è gelisa o se è anche dal greco, Ma sa? sarà del greco però. Vero? E perché andiamo alla. Va bene, grazie. Buongiorno. Scusate, sto facendo un'indagine su che cosa significa catabrasima. Grazie. Posso chiedere a voi che significa catabrasima? Ah, non lo sapete? Vabbè, grazie. Buongiorno, mi scusi, per Antenna 7 sto facendo un sondaggio, un'indagine di che significa catabrasima. È un programma siciliano che vuole. Si sembra tanta catabrasa. Tanti ce ne sia. E che significa? Nulla facente. Un nulla facente. Una persona che è mezza, diciamo. Come? Tipo, ma hanno detto sciumunito, le? Duce. Ah, duce. Una nova, uno duce. Va bene, grazie. Vediamo se i giovani me lo dicono. Scusate ragazzi, ho già fatto gli anziani, i vecchi, come si dice? Che significa catabrasima? Babbo. E da dove deriva, usape? Se è una parola greca, se è una parola gelisa? È gelisa. Va bene, grazie. Voi giovani come me non lo sapete che significa catabrasima? Va bene, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, sto facendo un'indagine per Antenna 7. Che significa catabrasima? È un programma che vuole fare la sicilianità. Catabrasima, che significa? Già me l'ha fatto tutti. Dovrebbe essere Sciumunito. Addormentato. Ho capito, addormentato. Sta venendo, aspetta. No, ora vengo, mi chiama Mangotasce e vengo. E tu? Giusto Manguetto. Catabrasima, lei sapete da dove deriva? Niente, ma ne c'è, se no si spara la batteria. Grazie. Ora Manguetto, certo, è Manguetto, allora, dai, che significa catabrasima? Una cosa seria.
Catabrasa. Dai, è un programma serio, non sì. Non ti sta facendo più. Catabrasa significa che sei un nulla facente. Ah, nulla faceva, lento, manurito, Lento. sciumonito. Sciumonito, non capisci un cazzo, se ne frega di tutti i problemi che ci sono. Ah, questa è una nuova, È una se ne persona- frega di tutti i problemi che ci sono. Va bene, Una persona per sé. va bene. Grazzissimo, per se per cazzo È un so, ma per chi è catabrasa sciumonito però, però- no per chi è Però esperto. è capace, con la sua ignoranza, che ieri ci dicemmo che Catabrasa ma è una persona di stare attenta alla... Ah, ho capito, allora potrebbe fare lo gnorri. Ho con capito, quelle è uno che persone- ci può giocare. Non te lo dico. Quindi potrei essere anche volgarmente. io un catabrasimo. Buongiorno, scusate, stiamo facendo per la televisione Antenna 7, siccome vogliamo la sicilianità, come si dice? Che significa catabrasima? Perché è un oso. Un asono. Asono. Ci registrano, sì, è un aso, Catabrà è un aso. Ma già ha fatto tante parole, vasapacchio, mardecchiato. No, muccaminchia no, ma è facile. È facile. Ma persone importanti, l'architetto Gennoso, un ingegnere Lisciandra, Speziale, ma l'hanno detto tutti. E ora sta facendo Catabrasa. Siamo armati perché di colore. Chi c'è scancellato? Chi c'è scancellato? Stiamo attento che ti camma a pigliare. Certo, a chi c'è scancellato? Che si offende, non si No, offende. che c'è io sto scherzando. Allora Catabrasa, ma che dissi sciumonito? Perché già sciumonito mo di. Sono. Va bene, grazie, grazie. Buon lavoro. Che significa Catabrasima? Tutto tu sai per tutti i picchiati, eh? Che significa Catabrasima? Tu sai che significa. Vabbè, io saccio, però devo accertare. E ti accerti bene, ti accerti, non è che ti accerti male. Ah, va, E dai. poi parlare con volgarità in televisione non mi è piaciuto mai. E mica è volgare Catabrasa. Allora Vasapacchio. Dici una cosa che è brava, Vasapacchio no, dipende come è messa. Perché se lei si passa via Catabrasa è una persona che non esiste completamente, è una persona inerte. inerte. E mi hanno detto verrei che dice che può essere pufà, ciufà l'inerte, fa gioca che magari dice esperto possibilmente. un paio Se di del Catabrasa non può essere esperto perché è un Catabrasa. Perché è nende aso. No, è inerte, non è che asa. Dottore Giordano, ti È una saluto. persona che esiste poco. Esiste poco. È Questa una è la- frase importante. Grazie. E la derivazione per caso sapete se tipo è greca o se è siciliana propria? Questa parola Catabrasa non saprei se è siciliana o greca. Questo non lo so. Vabbè. Dovrebbe andare. A Silvana Grasso, Valentina. Grazie, buongiorno. Va bene signori, per questa tranche a voi la linea studio, ci vediamo a dopo per la seconda tranche, magari la facciamo domani o stasera, pub, vediamo, dipende come mi va, a voi la linea studio per adesso, Nel frattempo se c'è la pubblicità la potete mandare, se non ce n'è, niente, a voi la linea studio lo stesso. Oh Henry, sta indagando cosa significa Catabrasa. No tu, che c'è? Pensavo. Che significa Catabrasima, lo sai? Un elemento che secondo me ha delle. Un catabrasa. Un catabrasa. Beh, prima do caffè. Catabrasima, che significa? Catabrasima. Ah va dai, che sto indagando. Uno che rimane basito. Imbasito. Basito. Ah, si incatabrasimisce. Ah, grazie. Come catalessi. Si incatabrasimisce. No, vabbè, dai, è un termine un po' offensivo. Sì. Che significa? Ingatalesse? Ho capito. Tu lo sai che significa catabrasima? Ma diciamo che non so che significa. E dillo, dai, non ti preoccupare, lo puoi dire. Giumbisciuto, sì, me l'hanno detto. Lento. Che fate? Voi sto mangiando una catabrasa, Ma dai. minchia! Ma da dove deriva, sai? Se è greco, se...
Se uno mi disse egiziano, però non lo so se mi pigliava a culo. In questo momento Nel senso che sta gironzolando. sta ma- gironzolando. Cata, dice che cata è una specie di locuzione. Catalesse, catatonico. Catabrasa, ma? Che significa? Balsamato. Balsamato. Balsamato che significa? Dire imbalsamato non me l'hanno detto. C'ha ragione. Ah, bravo, vero, catalessi, catato, minchia vire, madò, minchia sì, ma tu sì. Sei un... Allora, se io le dico catabrasima, lei cosa mi dice? una persona inutile. Una persona inutile. Bravo, ma cioè, come si dice? Come si chiamano ora? Sei un server, sai tutto cosa. Un server... È uno lento, moscio, io ho saputo, uno statico, abbiamo Sì, uno moscio, uno lento. un nome ti sta, ma è Uno che diciamo non è- sciumunito. dipende molto da altri, non ha una poca personalità. Ecco, Questo di qua è importante. Uno senza personalità. Sì, perché è Brasimo, ma aveva detto un amico mio, Brasimus, dice che esiste Brasimus, che significa che suscita ilarità, fa ridere. Quindi cata, catalesse, catatonico, vire a trovarci tu. Qui è catabrasa. Tu ci sei catabrasa. E che significa? Che significa? Muccalato. Che significa muccalato? E infatti. Cosa faccio? Ma è E già che significa vasapacchio? udissimo, vasapacchio già lo studiamo. È una mancanza di virilità se uno è vasapacchio. Non è molto colorito, ma il significato non è kiss. Sì, perché al nord effettivamente non è questo. si Il cerca. significato è Esatto. buono. Esatto. Ah, non Perché noi abbiamo un modo di parlare, non sai meglio. Non è, Certo. non è come, è come l'inglese, che tu dici un catabrasa ma è un nasamento sta. è umbre ne scuro. Ne umere e ne scuro. Vedi quando kiss la scrivi? No, già lo stiamo facendo, in diretta sì. Tutto in diretta. Sempre con me l'hai tu, Allora, catabrasa, ma allora già l'abbiamo scoperto. Ah, però stavamo dicendo un moccalato che La significa? stessa cosa. Ah, c'è sta cosa di catabrasa. Ma babbolito, Babbolito, vabbè. Che è una cosa che si impiccia. Come te metti? Come dice ne umbre ne scuro? Ma te puoi scucciolare più. Non lo puoi scozzolare più. Sì, una catabrasa. A volte noi diciamo però il significato esatto, non lo conosciamo. Non lo conosciamo. Questo io lo sapevo proprio relativamente. Lui ha detto una cosa che io Un impacco che si faceva con le erbe, no? Perché il signore non vuole essere ripreso. È latitante. Ah, lo riprendono sempre. Comunque mi diceva un altro signore che è anche un impacco che si usava di erbe per fare qualcosa, un impacco diciamo, che catabrasima significa che si imbiccica. Non è l'impacco ma è l'azione. Sei una catabrasima, è una cosa che... Prego. per venire alcuni dolori, non lo so, al ginocchio. Si metteva la catabrasima. No, si faceva la catabrasa. Si faceva catabrasima. Si metteva l'erba. Sotto. Davvero, cioè lo dicevo io che è un server di tempo. Ma stai fermo. Va bene, si sta prendendo, perfetto. Catatonia è sottotono. Sottotono, perfetto. E allora abbiamo risolto. Il catabrasimo è un catatonico, tranquillo, chisso. Se qualcuno ci sa dire brasimo, brasimus, se sa la derivazione, io sapevo che brasimus dice che esiste, significa che uno che suscita ilarità, uno che fa ridere. Dice che dal greco, mu disse un garuso, che ne capiva, bisogna vedere se è vero, i nostri telespettatori ce lo diranno, è un miscuglio di catatonico e pagliazzo, una cosa del genere, ma manco pagliazzo, perché un pagliazzo bene o male lo fa apposta da fare un pagliazzo, invece chi proprio non sa di essere un pagliazzo. Catabrasimo è legge argomento, non ci spunta. Una specie di mistura che si faceva per il mal di pancia. Perfetto, una specie di impacco. Sì, una mistura, un impatto. Ah, era, ok, allora quello è da cataplasma. La cataplasma. Quindi esiste Per cataplasma. calmare il dolore. Quindi una calma, una muscita è una cataplasma. Ah, ecco, va
se io cerco cataplasma nel web lo trovo? Vabbè. Vai su Google lo trovi. Vabbè, con la K o con la C? Con la K. Con la C. Con la C. Vabbè.